Notte di paura al Lido di Venezia per due anziani commercianti aggrediti e legati da due predoni. I ladri si erano intrufolati nell'abitazione mentre la coppia era in casa, alla caccia di denaro e gioielli. Marito e moglie, residenti nella centrale via Dardanelli, sentiti dei rumori sospetti in una stanza, hanno scoperto i due banditi intenti a rovistare nei cassetti. Uno dei ladri ha preso per le spalle la donna di 77 anni che però si è messa ad urlare con il marito. La loro reazione ha fatto scattare la furia dei banditi che hanno picchiato e legato i due anziani. La banda è poi fuggita con un bottino di circa 3.000 euro, l'incasso della tabaccheria del figlio della coppia. Secondo la polizia intervenuta sul posto sarebbe una banda che da tempo agisce sull'isola e secondo la testimonianza degli aggrediti si tratterebbe di soggetti di origine dell'Est Europa. Predoni che si fanno sempre più aggressivi e sempre più organizzati mettendo a segno colpi in tutto il territorio. Da qui l'intensificazione delle attività di controllo e prevenzione che ha portato i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Mestre all'arresto di 3 soggetti, 2 albanesi e un serbo montenegrino che nottetempo hanno agito in un'abitazione del Trevigiano. Si muovevano tra il veneziano e il trevigiano, e elementi che ci hanno consentito nella serata di ieri di individuarli nella provincia di Treviso, nell'abitato di Villorba, e di arrestare nella fragranza reato di concorso in furto aggravato. Banda che era stata notata a girare in auto per alcune vie di Quarto d'Altino, località del Veneziano, da tempo presa di mira dai predoni, non si esclude che possano aver agito anche in zona. Loro sanno come muoversi approfittando del buio e quasi mai raggiungono le abitazioni da colpire con veicoli che poi provvedono dopo il colpo invece a recuperarli magari anche a qualche chilometro di distanza. Bandi in azione anche nel Mestrino, dove i ladri addirittura si sono attrezzati per impedire ai proprietari di entrare in casa e magari sorprenderli intenti a rubare. Così ad Asseggiano i predoni, dopo aver forzato la finestra della cucina di un'abitazione, hanno messo il divano davanti alla porta blindata per bloccare l'accesso e poi è scattato il raid. Banda che poco dopo ha agito in un appartamento al 3° piano del Corso del Popolo. La padrona di casa vede una corda penzolare dall'abitazione ma non riesce poi a entrare in casa. I ladri avevano messo il tavolo davanti alla porta. Bande che fanno gavetta con i furti per poi puntare ad altro. Questi gruppi siano spostati iniziando dai furti in casa per poi proprio con un'escalation arrivare ai furti con l'esplosione di casse continue e casse banco.